A Fusina, in Veneto, è stata inaugurata oggi la prima centrale elettrica dell'Enel ad idrogeno, è l'unica al mondo. Sentiamo allora Marco Marchesini. È la prima e unica centrale elettrica a idrogeno del mondo. Parte da Porto Marghera la nuova era dell'energia pulita. Inaugurato nel veneziano a Fusina il nuovo impianto Enel, 50 milioni di euro di investimento, in grado di soddisfare il fabbisogno di 20.000 famiglie. Fusina è una finestra aperta sul mondo dell'innovazione tecnologica per produrre energie da fonti alternative. Esiste la possibilità di utilizzare idrogeno prodotto dal petrolchimico che viene utilmente impiegato per produrre energia in combinato con la produzione a gas, aumentandone l'efficienza. Evento storico nel cuore del paradigma dell'inquinamento e ora luogo simbolo del vettore energetico del futuro. Il mondo guarderà il Veneto. Questa è la prima centrale di taglio industriale, quindi una centrale importante, 16 megawatt di produzione, dei quali 14 megawatt che vengono dalla produzione della turbina, l'idrogeno, e quindi si va a concretizzare questo progetto che noi abbiamo avuto con la firma del protocollo del 2005 per la creazione di questo parco, del parco idrogeno, quindi un'energia totalmente pulita. Oggi